Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Piancansiglio e andremo a visitare i 3 più grandi villaggi cimbri del Cansiglio. Precisamente, nell'ordine in cui li visiteremo, Le Rotte, Vallorc, il più famoso di tutti, e i Pic. Per fare questo giro ad anello abbiamo lasciato l'auto all'inizio di Piancansiglio e abbiamo cominciato a seguire la strada che porta a Villaggio Vallorc. Ma per raggiungere il primo villaggio cimbro di oggi, e cioè quello delle Rotte, facciamo una deviazione a sinistra seguendo questo cartello dell'antico Troie dei Cimbri, uno dei tanti rami di questo lungo percorso che abbiamo fatto un po' di tempo fa. Il dislivello di oggi è veramente molto modesto perché sono poco più di 100 metri e li abbiamo già fatti quasi tutti per arrivare al primo villaggio cimbro, il villaggio Le Rotte, e adesso andiamo a visitarlo. E dopo la visita al villaggio Le Rotte raggiungiamo il prossimo, il Vallorc, il più grande, visitato e famoso di tutti. Basta seguire l'indicazione che c'è qui e percorreremo un breve tratto, al contrario, del percorso principale dell'antico Troie dei Cimbri. Ecco, in questo punto c'è una bellissima tabella. Volendo si può andare per di qua, per l'antico Troie dei Cimbri, quello lungo. Noi invece tagliamo per questo sentiero, risbuchiamo sulla strada, andiamo a Vallorc, poi seguiremo questo sentiero qui, arriveremo al villaggio I Pic e poi torneremo indietro per di qua. Bisogna continuare qua o a destra? No, a sinistra è il giro lungo, quindi noi facciamo il giro più breve e andiamo qui a destra dove non ci sono le segnalazioni, ma è questo qua. Cupole. Esatto, seguiamo le cupole. Qui all'interno del bosco ci sono vari sentieri e anche varie segnalazioni, una è là, una è là, ma noi con la nostra traccia GPX sappiamo che si va verso destra, cioè di qua. Allora, una cosa è sicura. Rispetto a quando abbiamo fatto l'antico Troie dei Cimbri, quello integrale, qualcosa è cambiato perché i cartelli mandano in altre direzioni e questo percorso è quello che viene indicato sulla tabella, che però è di qualche anno fa. Adesso noi dobbiamo continuare a seguire la traccia GPX. Il sentiero è abbastanza ben segnato sul terreno, ma non ci sono segnavia da nessuna parte e fra un po' dovremo risbucare sulla strada asfaltata che abbiamo lasciato per venire al villaggio Le Rotte. Oh, un cartello!
Sì, un cartello ovviamente messo in senso contrario rispetto al nostro senso di marcia perché è previsto di qua. Però prima bisognava fare parecchia attenzione perché era pieno di falsi sentieri che sulla traccia GPX non ci sono. Continuiamo di qua. Sì, e questa volta segnalo in ambedue le direzioni. Adesso io vedo che lì sotto c'è il sentiero che diventa più evidente, quindi è solo questo tratto qua che bisogna un po' orientarsi. Stare attenti. Siamo salvi? Sì, credo di sì, qui il sentiero è molto ben marcato. Ecco, si vede la strada qui sotto. Guarda questo, mamma mia, Maestoso. è enorme. Ma non è un faggio questo? Sì che è un faggio. Sì? No, Certo. ha la corteccia diversa. Questo è un abete che cerca di sopravvivere in mezzo ai faggi. Eh sì, ce n'è anche Questo è uno un più in faggio là. che ha la corteccia così. Anche qui abeti enormi. E dopo essere sbucati sulla strada asfaltata, in pochi minuti raggiungiamo il villaggio Vallorca. Eccolo qua, il famoso villaggio cimbro di Vallorca. Adesso la prosecuzione dell'antico Troia dei Cimbri è indicata sia verso sinistra che verso destra. Verso sinistra è l'anello principale, quello che abbiamo fatto tempo fa. Invece noi adesso facciamo il ramo di destra, che arriverà fino all'ultimo villaggio cimbro di oggi, quello dei Pic. Stanno ripulendo il bosco. Eh sì. Siamo in mezzo ai lavori. Mamma mia, hanno buttato giù un bel po' di alberi. Che profumo di abete. Si sentono i cervi, Sì. qua sopra.
Sono enormi. Questo è veramente eccezionale. Cosa hai trovato? Un faggio gigantesco. Manca poco ormai all'arrivo al villaggio dei Pic, circa una decina di minuti. Sì. Bene, siamo usciti allo scoperto e adesso andiamo di qua a sinistra. Questo ramo dell'antico Troia dei Cimbri prosegue da quella parte e arriva fino a Piano Osteria, ma per noi oggi basta così perché altrimenti diventerebbe troppo lungo e poi c'è sempre il problema di tornare indietro. Questa bellissima tabella illustra anche quello che faremo per il percorso di ritorno adesso. Questo è il villaggio dei Pic, noi siamo qui. L'intenzione è quella di tornare per di qua, noi abbiamo appena fatto questo sentiero, tornare per di qua, sentiero Q, scendere giù all'albergo di Sant'Osvaldo e poi attraverso il sentiero che costeggia la strada tornare a Capanna Cinziana all'inizio di Piancansiglio. Quindi adesso vediamo se ci fanno passare. Spero di sì. Sullo sfondo i monti dell'Alpago. Per fortuna il cancello, almeno questo, è aperto. Andiamo avanti. Vediamo dopo. Abbiamo attraversato tutto questo bosco. Bene, siamo sbucati su una strada asfaltata e seguendola verso sinistra ci porterà al rifugio Sant'Osvaldo e da lì poi in pochi minuti al parcheggio di questa mattina. È stata una bellissima passeggiata rigenerante all'interno della foresta del Cansiglio e con gli storici villaggi cimbri. Dai villaggi cimbri del Cansiglio è tutto, grazie e alla prossima!